A Castagnaio siamo nella contrada di Voltaia, inizia questo mese dedicato alle feste di luglio nelle contrade. Voltaia inizia per prima, festa dei Picci e dei Lumacci, 15ª edizione. Priore Valentina Menchini, prima serata, come sta andando? Bene, è la ripartenza vera perché finalmente riusciamo a fare la nostra festa senza limitazioni, senza distanziamenti, come era prima del Covid praticamente, come era nel 2019, e quindi è una bella soddisfazione perché aspettavamo da 2 anni questo momento, questa ripartenza vera. Allora, siamo a giovedì. Sì, siamo contenti. Ecco, già tanta gente questa sera. Siamo tanto contenti perché avevamo messo un budget di tavolini regolandoci più o meno con la festa che era stata nel 2019, invece abbiamo dovuto aggiungerli, quindi la gente ha risposto presente, ha risposto positivamente e questo non può fare che piacere. Sono venuti i nostri, diciamo, contradaioli di altre contrade, gente che viene da fuori. Quindi ecco, è obiettivamente una bella soddisfazione. Una festa che rimane ferma alla tradizione, assolutamente. Già nel nome parla di 2 prodotti tipici del territorio. Esatto, i nostri, diciamo, le nostre punte di diamante sono i lumacci, una tradizione che assolutamente va tramandata perché è vero hanno una lavorazione lunga, li abbiamo preparati per tanto tempo, ma ci contraddistinguono anche rispetto alle altre contrade, alle altre feste, perché le tradizioni sono fondamentali ed è giusto tramandarle, perché se non si tramandano vengono perdute. Musica arriva ai nostri microfoni, saranno 3 giorni dove però dai più piccoli alle famiglie possono venire, certo. Anche perché la contrada, qui siamo nel cuore della contrada, via 20 settembre e via dell'Asilo Barzellotti sono dedicate alla partenogastronomia, però si può ascoltare musica live in altre zone della contrada. Esatto, abbiamo, diciamo, dislocato nei 4 giorni concerti più o meno in tutte le zone della contrada. Oggi e domenica avremo qui proprio nel cuore la musica con i Capotasto. Domani sera avremo una serata, per la prima volta faremo una serata al Campo Caciaio, accanto alle fonti di Voltaia, dove il Cartica Club organizza la serata per la nostra festa, quindi sarà una serata di discoteca. E sabato avremo sempre musica dal vivo, un complesso molto famoso che si chiamano gli Ambaradan, e sarà in via della Fonte.